A te l'Apostola, capitolo 15. A controversia Antiochia. In da quello tempo certi cristiani della Giudea erano dentro la città di Antiochia e si erano messi a spannere mezze frate che questa dottrina. Se non vi farete circoncidere secondo la legge di Mosè, non vi potrete salvare. Ma proprio perché Paolo e Barnaba contrastavano questa dottrina con tutte le forze loro e si mettevano a carità con violenza contro queste, fu fissato che Paolo e Barnaba, insieme a certi discepoli, sciv di mezzo a loro, jesnero in da città di Gerusalemme e portassero questa questione innanzi a tutte le apostole e innanzi all'uomo basata. Queste, accompagnate per un certo cammino a tutta la chiesa, passavano per da Fenicia e da Samaria, contrando a loro come pavane si erano convertiti e facettene nascere una prezza assai rossa in cuore tutte le frate. Quando arrivarono a Gerusalemme, furono a cuovo da tutte le apostole e a tutte l'uomo basate e contarono a loro tutte quelle che Dio aveva fatto per via loro. O concilio di Gerusalemme, o discorso di Pietro. Ma sai già certi che appartenevano a rocchie dei farisei e che erano diventate cristiane e ricettano. Hanno essere circoncise pure per quelle che sono diventate cristiane e non sono ebreie e si documentano a loro e mettere in pratica tutta la legge di Mosè. E tanto sono mettere tutta l'apostolo e tutti i capi del popolo per sapere buona questa questione. Dopo una conversazione assai lunga, Pietro su 7 ricette. Frate mio, voi sapete già che parecchio tempo che Dio mi ha scelto in mezzo a voi e mi ha dato la missione di far conoscere pure ai pagani che è la parola del Vangelo, perché pure loro che restano in do Signore. E beh, Dio, che conosce il cuore di tutti gli uomini, ha dato l'attestazione sua e il favore a loro, perché ha dato pure a loro Spirito Santo, come l'aveva mandato un gol a noi, e ha trattato pure a loro come a noi. E proprio perché pure loro hanno creduto, Dio ha liberato da tutti i peccati. Perché se verifica? Perché mo volete continuare a tentare a Dio, mettendo in coppa il cuore dei discepoli che lo giuga, che nei padri nostri e noi ne siamo stati capaci di portare. Noi crediamo che veniamo salvati per grazia e Gesù Cristo, e pure loro vennero salvati in la stessa maniera. Tutta l'adunanza stette zitta, poi si mettettero a sentire tutto quello che Paolo e Barnaba ricevano a loro, contando tutti quei miracoli e tutti quei prodigi che Dio aveva fatto per mezzo a loro, proprio da mezzo a quelli pavani. O discorso è Giacomo. Quando chi si finette ne parlare, Giacomo dicette: frate mio, sentite pure quello che voglio dire io. Simone va con tutto con benzina a principio, Dio si è voluto pigliare cura dei pavani e fa diventare pure a loro un popolo consacrato in do nome suo. E questa cosa accorda buono con tutte le parole dei profeti, perché sta scritto in delle scritture. Dopo che sti fatti, io torno a ragionare a voto e farà già zanata volta che la casa di Davide, che era caduta. Farà già conciare tutte le ruine sue e farà già zanata volta. Tanne pure, tutti gli uomini si metteranno a lasciare il Signore, e pure tutte le pavane che io ho chiamato a essere re mie. A così ha detto il Signore, che sta facendo tutte queste cose, perché ha voluto ra a tutto quanto l'eternità. E proprio per questo, io penso che non sapranno affliggere tutte quelle che si convertono a Dio fra tutte le pavane. Si comandasse invece a loro solo che non si mangiasse la carne che le bestie che sono state sacrificate innanzi a Dei loro, che se ne mantenessero arrasate tutte quelle sconcerti e l'ardenza della carne, e come ultima cosa che non si mangiassero sangue e la carne che le bestie morte affogate. Tutte queste istruzioni che sono state date a Mosè sono conosciute in ogni città, in dei tempi più arrasati, perché in ogni pizza ci stanno uomini che ogni sabato continuano a pregare la legge di Mosè in le sinagoghe loro. A lettera apostolica. E tanto tutta l'apostolo, tutto l'uomo basato alla chiesa di Gerusalemme, insieme a tutta l'autonanza, fissa in scere certi in mezzo a loro, e rimandò in da città di Antiochia, insieme a Paolo e Barnaba. Scegliettero Giuda chiamato Barsaba e Sila, che erano uomini assai apprezzati fra tutte le frate, e rinde in mano a loro consegnano pure questa lettera. Tutta l'apostolo e tutto l'uomo basato mandano saluto a tutte le frate di Antiochia era Siria, era Cilicia, che vennero in dei popoli pavani. Abbiamo saputo che certi che appartengono a noi, senza che noi avessimo dato a loro nessuna commissione, sono venuti in mezzo a voi a imbrogliare con tutti i discorsi loro, sconcertando tutte le cose vostre. Abbiamo proprio per questo fissato scegliere certe persone che abbiamo mandato a voi insieme a Paolo e Barnaba, e chi sono le persone più care che stanno in mezzo a noi, perché sono uomini che hanno avuto la vita a loro per nome del Signore nostro Gesù Cristo.
Abbiamo mandato pure a Giuda e Sila, che vi faranno sapere a voce tutte queste cose che noi abbiamo scritte. Abbiamo deciso lo Spirito Santo in noi e non mettere in cuore a voi nessuna altra cosa, a fare tutte queste cose necessarie. Non vi mettete più a mangiare carne che le bestie che sono state sacrificate innanzi a Dei vostri. Non vi mettete più a mangiare sangue e la carne che le bestie morte affogate. E per l'ultimo, a mantenere arrasata a ogni fedenzia a carne. Farete una cosa buona, se vi mantenete rasata a tutte queste cose. Cercate sta buona. E delegate Antiochia. Loro salutano la posta e scendettero in da città Antiochia. Là unettero tutta la chiesa e consegnano a loro che la lettera. Come la leggettero, si arregliano assai per tutte quelle parole che mettevano coraggio in cuore loro. Giuda e Sila, che erano pure profeti, parlarono assai per sostenere gli frati e per far valorare in da fede Gesù Cristo. Lo manettano là per un certo tempo e poi là te salutano. Auraino loro e fa buon cammino e la stanno tornando una volta a Gerusalemme. Nanza a chi che l'avevano mandato là. Paolo invece e Barnaba rimanettero a Antiochia a lezionare e pregare la parola del Signore insieme a parecchi discepoli. Paolo fa la visita a comunità dell'Asia. Dopo pochi giorni Paolo dice a Barnaba: andiamo a fare una visita a tutti i frati che stanno in quelle città a cui noi abbiamo predicato la parola del Signore per vedere come stanno. Barnaba voleva portare insieme questo pure Giovanni, che aveva chiamato Marco. Ma Paolo pensava che non era giusto portare insieme con loro uno, che si era arrasato allora in Panfilia e non l'aveva aiutato a rindacche la missione allora. E proprio perché non ci stavano consenso coppa stufata in mezzo a loro, si spartettano. Barnaba insieme con Marco si imbarcarono per Cipro. Paolo invece si avviò insieme con Sila e partette con benedizione a tutte le frate e carazze del Signore. E passando per in terra la Siria e la Cilicia, incoraggiava tutte le chiese che visitava.